Pubblicati oggi i decreti di nomina dei commissari straordinari per i comuni siciliani che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2025-2027. Nonostante la scadenza sia stata fissata al 28 febbraio scorso, si tratta di un intervento sostitutivo obbligatorio da parte della Regione siciliana che coinvolge ben 179 amministrazioni comunali nell'isola. L'assessore regionale all'autonomia locale Andrea Messina ha disposto la nomina dei commissari al fine di garantire il rispetto degli obblighi contabili e amministrativi. Il bilancio di previsione non è un atto formale, dichiara l'assessore Messina, ma rappresenta lo strumento fondamentale attraverso cui un comune programma i servizi e gli interventi per i cittadini, pianifica le attività e i servizi da erogare nel triennio ed è una condizione imprescindibile per l'autorizzazione delle spese pubbliche. Non possiamo permettere che l'inerzia amministrativa ricada sulla qualità della vita delle comunità siciliane. I provvedimenti interessano diverse province, tra cui 13 quelli di Caltanissetta, 29 nel Catanese, 6 nell'Ennese, 42 nel Messinese, ben 84 nella provincia di Palermo, 3 nella provincia di Ragusa, 10 nel Siracusano, 13 nella provincia di Trapani e 29 quelli della nostra provincia, tra cui Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Ioppolo Giancaxio, Lampedusa, Linosa, Lucca Sicula, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sciacca e Villafranca Sicula.